grazie Francesco, e grazie al Presidente, chiaramente a tutti i suoi collaboratori, e sono molto grato di aver potuto partecipare alla organizzazione di questo evento che ritengo molto importante. Io stasera farò un racconto, e quindi permettetemi di leggerlo. Durerà credo 20 minuti, quindi non un minuto di più, non un minuto di meno, e riguarda Ferdinando Fuga, l'architetto della Consulta, ed è, credo, davvero una felice occasione poter celebrare un architetto all'interno di quello che credo possa essere considerato il suo capolavoro. Perciò stasera, a distanza di 2 settimane dalla narrazione del Palazzo della Consulta, appunto fatto da Paolo Portoghesi, voglio porre l'attenzione sul suo ideatore e artefice, Ferdinando Fuga, appunto, che per buona parte del Settecento contese il primato tra gli architetti italiani a Luigi Vanvidelli, operando tra Roma e Napoli, come è tutti noto, al servizio di papi e anche sovrani. E voglio farlo seguendone il percorso creativo e professionale dagli anni giovanili, compresi tra la fine del 1717 e l'inizio del 1718, quando appena diciottenne egli arrivò a Roma dalla natia Firenze, e il 1730, quando poco più che trentenne ricevette dal concittadino Lorenzo Corsini, appena assunto al papato con il nome di Clemente XII Corsini, la nomina ad architetto dei Sacri Palazzi Apostolici, la prima carica di architetto statale dopo quella ormai quasi onorifica di architetto della fabbrica di San Pietro, una carica che gli aprì la strada per una formidabile carriera inaugurata dalle opere realizzate nella piazza del Quirinale, il Palazzo della Consulta naturalmente, e le altre che saranno oggetto degli interventi della settimana prossima di Elizabeth Keeven e York Garms, quindi non ne parlerò. Si tratta del periodo meno noto, quasi misterioso, dell'attività di Fuga, sul quale finora non si è riusciti a scoprire molto di più del già poco tramandato dalle sue 3 biografie settecentesche. Nella prima delle biografie, contenuta nel manoscritto delle vite di pittori del fiorentino Francesco Maria Niccolò Gabburri, databile al 1739, l'unica notizia originale riguardante Fuga è quella del suo discepolato presso lo scultore e architetto della corte medicea Giovanni Battista Foggini. Le altre notizie date da Gabburri, infatti, o sono frutto di schemi narrativi retorici, come il fatto che una volta a Roma avesse studiato con profitto in breve tempo l'antico e tutto il migliore dei moderni, più o meno le biografie sono impostate tutte così, insomma è un classico, o sono riprese da altre fonti, come quella della sua chiamata in Sicilia nel 1730 per la costruzione del bellissimo ponte e molto magnifico e comodo sopra il fiume detto della Milicia, che passa alle radici della terra di Altavilla. Quindi questa notizia è esplicitamente desunta dal disegno che cito e che vediamo in incisione, che appunto Gabburri dice si vede intagliato da Baldassare Gabuggiani, intagliator fiorentino in Roma, con la direzione e disegno del medesimo Fuga. Un'incisione che vediamo presenta forti connotati autoreferenziali, sulla quale tornerò, perché è generalmente considerata una chiave di volta del successo professionale di Fuga, a partire dallo stesso Gabburri, che pone come diretta conseguenza dell'impresa del ponte siciliano il suo ritorno nella capitale pontificia, dove in breve tempo fu adoperato nelle fabbriche più riguardevoli e nominatamente per quelle della Consulta, che riuscì di soddisfazione di tutta Roma. La seconda biografia è l'elogio del signor Cavaliere Don Ferdinando Fuga, anteposto al volume del supplemento alla serie dei 300 elogi e ritratti degli uomini più illustri in pittura, scultura e architettura, che non è altro che un'ennesima pubblicazione connessa al notissimo abbecedario pittorico di Pellegrino Antonio Orlandi, e questo supplemento è edito a Firenze nel 1776, è proprio dedicata a Fuga come architetto primario di Sua Maestà Siciliana, quindi era già naturalmente attivo e quasi alla fine della carriera napoletana, alla fine anche della sua vita in realtà. I toni encomiastici dell'elogio, la presenza dell'unico ritratto che vediamo conosciuto di Fuga, inciso appositamente dal fiorentino Giovanni Battista Cecchi,
e soprattutto l'elencazione esaustiva delle sue maggiori opere pubbliche e private mi inducono a pensare che questa biografia fosse stata, se non proprio promossa, diciamo condivisa dall'ormai anziano architetto, quasi come il consuntivo di una lunga carriera, peraltro pubblicato nella città natale, con la quale aveva sempre mantenuto stretti contatti. Ciononostante, anche in questo testo vi è poco sull'età giovanile. La parte iniziale ricalca più o meno lo schema di Gabburri, anzi, addirittura la costruzione del ponte sul Milicia scompare, e vedremo poi perché, assorbita dal generico riferimento all'esecuzione di diverse fabbriche affidate alla cura dell'architetto della città di Palermo, condotte con lode e applauso universale, tale da fargli acquistare la fama di valente professore e con essa l'invito a Roma con onorevole stipendio da parte ovviamente di Clemente XII e quindi naturalmente la commessa della consulta e contestualmente pochi mesi dopo, diciamo, l'assegnazione della fabbrica della consulta, la nomina a Cavaliere dell'Ordine di Cristo, che in realtà è una nomina portoghese, non è tanto romana, comunque diciamo che è connessa certamente a questa filiera, chiamiamolo così, di opere e onori. La terza biografia di Fuga, pubblicata nel 1781 da Francesco Milizia nelle Memorie degli architetti antichi e moderni. Fuga è morto da pochissimo, cioè o meglio morirà dopo un anno, è un po' più prodiga rispetto ai suoi primi anni. Veniamo infatti a sapere che il padre Giovanni Fuga e la madre Antonia Seravalli facevano parte dell'entourage del principe ereditario Ferdinando de' Medici e della consorte Violante, i quali tennero a battesimo il piccolo Ferdinando, che ebbe un'educazione di prim'ordine e già all'età di 12 anni entrò alla scuola di Foggini, quindi abbiamo delle notizie ulteriori. E a 18, precisamente a 18, fu mandato a Roma, dove, invaghitosi delle opere antiche, anche qui siamo nella retorica, antiche e moderne, si stabilì e di 28 anni, e questo è vero, ovvero nel 1727, si maritò, sappiamo, con Angela Ponetti, un membro di una famiglia di stampatori, o comunque imparentati con stampatori. Poi, finalmente, Milizia segnala la prima commessa importante di Fuga, e leggo. Poco prima di questa sua epoca, cioè prima del 1727, egli fu mandato in Napoli dal cardinale del Giudice per formarvi nel suo palazzo, detto di Cellammare, una cappella pubblica nel portico del cortile, opera dispendiosa e molto gradita. Un incarico implicitamente correlato alla successiva notizia, collocata al 1728, della sua chiamata a Palermo, da parte, e qui siamo più precisi, della deputazione di quel regno per disegnare un ponte, io insisto su questo ponte perché vedremo poi perché, considerabile, un ponte considerabile sul fiume Milicia, che poi in realtà è un torrente. E da qui la seguente chiamata a Roma da parte di Clemente XII, con la quale gran campo, questa chiamata, si aprì al nostro artista per ispiegare il suo ingegno. Nel corso degli ultimi decenni nostri, gli studiosi hanno approfondito queste informazioni, hanno precisato la privilegiata posizione del padre di Fuga alla corte Medicia, come aiutante, era un aiutante di camera favorito del principe ereditario Ferdinando, e hanno ricostruito contesto e modalità dell'insegnamento impartito da Foggini agli allievi dell'Accademia del Disegno, tra i quali appunto Fuga e il suo collega meno noto, assai meno noto, uno di quei scomparsi più o meno nella memoria, Giuseppe Ignazio Rossi, altro che Maini, questo è scomparso proprio. Anche lui presente a Roma alla fine del secondo decennio del Settecento. Hanno indagato ancora questi studiosi sull'effettiva entità dell'intervento nel Palazzo Cellamare, anche se ancora qualcosa potrebbe uscire, nonché sulla complicata questione progettuale e costruttiva del ponte sul Milicia. Ma in sostanza non hanno aggiunto niente di sostanziale sui primi anni romani di Fuga, concentrandosi piuttosto che sull'amplissimo ventaglio di ipotetici maestri, ne sono state fatte decine, così tra i possibili, sull'analisi si sono concentrati sull'analisi dei primi 2 disegni autografi conservati nel fondo del Gabinetto Nazionale delle Stampe, di cui credo si parlerà la prossima settimana nello specifico anche tecnico, da cui traggono origine in fondo da questi 2 disegni tutte le considerazioni sulla personalità artistica del giovane Fuga. Ma i 2 disegni sono stati così interrogati e interpellati per capire più o meno la personalità di un artista noto, tutto sommato come Fuga.
Allora, il primo disegno che vediamo è datato dallo stesso Fuga, nella didascalia, 1722 e rappresenta un progetto per la facciata della Basilica di San Giovanni Laterano, lasciata incompiuta da Francesco Borromini, così come appare in una veduta di Filippo Juvarra databile ai primissimi del Settecento, quasi al suo arrivo a Roma. Confrontandosi con il tema progettuale sicuramente più ambizioso, anche per l'eredità borrominiana naturalmente, e complesso nella Roma del tempo, nella didascalia in calce al foglio il giovane Fuga si dichiara, e anche questa è citatissima, questa didascalia, ma nel nostro contesto è bene riportarla, pronto, si dichiara, pronto ad ogni cenno a fare il modello del presente disegno, siccome a rimutare qualsiasi cosa che non fosse di genio e soddisfazione di chi sopra di ciò deve determinare, cioè pronto a tutto. Rivolgendosi in questi termini evidentemente al cardinale Benedetto Pamphili, fautore di questa impresa architettonica presso il nuovo Papa Innocenzo XIII Conti. Ma al di là delle condivisibili osservazioni fatte da Portoghesi e Chivene sulla piena rispondenza tra la grande flessibilità dichiarata da Fuga e una padronanza quasi virtuosistica del lessico architettonico dei maestri del Seicento manifestata nel suo progetto, occorre sottolineare che questo progetto, come altri coevi, tra cui quello molto simile che vediamo, molto simile, disegnato nel 1724 da Filippo Barigioni, aveva l'obiettivo primario di attualizzare un progetto della facciata a doppio ordine attribuito a Borromini, oggi scomparso, ma in quel momento non si parlava che di altro nelle questioni legate all'architettura e alla basilica in particolare. Questi disegni oggi non sono stati rintracciati, sono scomparsi, e anche l'attribuzione a Borromini è alquanto dubbia, almeno per quanto si può capire, e quindi oggi scomparso. Però questo disegno creduto di Borromini il cardinale Pamphili voleva ad ogni costo mettere in opera per ultimare il restauro della basilica iniziata dallo zio Innocenzo X sull'onda quindi della progressiva rivalutazione del maestro ticinese alimentata dalla pubblicazione del primo volume dell'Opus Architectonicum. In particolare il disegno di Fuga era un'abile interpretazione del cosiddetto modello H di autore anonimo, databile tra un arco di tempo tra il 1716 e il 1721, rimodulato in pianta con un moderato andamento alternato concavo-convesso e scarnificato in alzato con l'adozione di colonne libere nel contesto di una netta prevalenza dei vuoti sui pieni, e si vede ovviamente molto facilmente. Quindi che il giovane Fuga fosse attento a cogliere ogni occasione per mettersi in luce, applicandosi ai grandi temi architettonici del momento, è dimostrato anche dal secondo disegno, anch'esso datato 1723, privo di indicazioni circa la destinazione, ma riferito alla Fontana di Trevi, di cui abbiamo già parlato. Era un'altra delle opere, cioè neanche incompiuta, era proprio, diciamo, c'erano stati molti progetti, ma di fatto nulla di veramente sostanziale, quindi era oggetto di esercitazioni anche accademiche la Fontana di Trevi, anche se, come giustamente osservato da Elizabeth Even, sembra riprendere piuttosto gli schemi delle grandi macchine effimere come quelle pirotecniche della Chinea, seppure in un'accezione linguistica che mostra anche un'altra padronanza significativa per un architetto del primo Settecento a Roma, che è volta al classicismo accademico codificato in accademia, ma anche nel suo grande studio da Carlo Fontana. E lo stesso può dirsi per il terzo disegno, conservato al Cooper Hewitt Museum di New York, raffigurante la facciata di una chiesa domenicana recante lo stemma di Benedetto XIII, quindi la datazione non è precisa, ma comunque abbastanza circoscritta, che potrebbe essere riferito attendibilmente alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva, un'altra facciata comunque in attesa di definizione, anche se poi è quella che meno forse ha avuto successo tra le grandi facciate di chiese romane, e quindi è in un arco di tempo che può andare nel 24-25, quando il Papa, comunque il Papa Benedetto XIII appunto, aveva manifestato la decisione di rinnovarne il prospetto, quindi gli architetti si davano da fare ovviamente per proporsi, e compreso probabilmente anche Fuga. Questi tre disegni, accomunati da una sapiente articolazione di matrice compositiva e apparati decorativi e complementi figurativi, consoni alle circostanze di quel momento culturale pieno di fermenti e di tentativi di individuare degli indirizzi che poi saranno
presi come svolta proprio con il pontificato Corsini e anche con l'opera di Fuga, e quindi questo momento, che è il terzo decennio del Settecento, se confrontati con altri successivi, decisamente più sobri e lineari, che hanno addirittura spinto alcuni critici a considerare un po' impropriamente Fuga come un proto-neoclassico, giustificano la definizione più opportuna di architetto funzionale. Quindi Fuga è un architetto funzionale, un aggettivo inteso nella doppia accezione di essenzialità compositiva e di disinvolta applicazione dei linguaggi in funzione delle istanze degli interlocutori. Abbiamo visto la sua disponibilità estrema a farlo. E che io ho voluto riprendere questo aggettivo nel sottotitolo di questo mio intervento con l'ulteriore accezione di raffinato disincanto, tipico di un artista di corte, quale Fuga era per nascita, ma anche di una cosciente quanto disinvolta percezione della tradizione classica romana, di quella che avrebbe potuto trasmettergli con grande difficoltà il maestro Foggini nel ricordo del suo lontano soggiorno a Roma che avvenne nel 1673-77, quindi c'è qualcos'altro che dobbiamo cercare. E cos'è quest'altro? Diventa quindi impellente rivolgere l'attenzione sul possibile maestro romano di Fuga. Per questo conviene ancora tornare alla didascalia del disegno del 1722, quello per la facciata di San Giovanni, in coda alla quale Fuga scrive di essere cognito, cioè conosciuto, al signor Francesco de Castris. Chi era questo Francesco de Castris? Era un cantante in pensione, un cantante sopranista castrato, in arte checchino, prediletto da Francesco de' Medici, era il prediletto cantante, talmente prediletto da farlo subentrare come agente diplomatico toscano a Roma al conte Antonio Maria Fede, morto il 15 giugno 1718. Io mi soffermo su queste date perché sono importanti proprio in questa chiave di racconto sui primissimi anni e tempi romani di Fuga. Quindi era prassi comune che i principi raccomandassero i loro pupilli inviati a Roma ai propri rappresentanti diplomatici perché li introducessero negli ambienti artistici, a cominciare da quelli afferenti alle reti dei connazionali. Così era stato per Foggini decenni prima, accolto benevolmente dall'agente toscano Falconieri a Palazzo Madama, cioè la sede toscana, e così era stato per il suo allievo architetto Ferdinando Ruggeri, un altro allievo che ha preceduto di qualche anno Fuga a Roma, accolto sempre da Fede nel 1712 con il proposito, e qui cito perché questo citato fa conto su Ruggeri, ma in realtà potrebbe essere lo stesso discorso fatto per Fuga, quindi cito quello che dice Fede di Ruggeri, che sarebbe stata sua cura raccomandarlo con tutta efficacia a questi ingegneri, a Firenze si definivano prevalentemente gli architetti ingegneri come anche a Milano, quindi gli architetti di maggiore grida, presso i quali possa egli approfittarsi nello studio dell'architettura che ha lodevolmente intrapreso. Quindi Ruggeri, e quindi per traslato Fuga, dovevano essere certamente introdotti presso uno famoso ingegnere a Roma. Era sì, una prassi. E non vi è motivo di dubitare che Fede, dopo di lui De Castris, che si sono succeduti proprio nel momento in cui Fuga è dato presente a Roma, avessero fatto lo stesso per Fuga, mettendolo in contatto con le famiglie fiorentine più in vista a Roma, cioè i Salviati, gli Acciaioli, i Falconieri e i Corsini, e con uno degli architetti che si contendevano l'eredità del grande Carlo Fontana, morto nel 1714. Ed è proprio a una nobile famiglia fiorentina a Roma e al più brillante ex collaboratore di Fontana che ci conduce un documento, reso noto già nel 1994 da Mori e Venditelli, ma mai messo in relazione con la formazione di Fuga. Si tratta di una misura estima datata 1 dicembre 1719 relativa al lavoro per la costruzione dello scalone e della chiesetta che vediamo di Sant'Antonio Abate nel castello dei Falconieri a Torre in Pietra, firmata congiuntamente da Fuga e dall'architetto romano Nicola Michetti. Michetti nel 1719, all'età di 41 anni, era il più affermato tra i collaboratori di Fontana, avendo saputo orientare la sua formazione da pittore verso una pratica quanto più possibile ampia e interdisciplinare della professione di architetto, dalle fabbriche tradizionali alla scenografia teatrale, agli apparati festivi, dall'ingegneria strutturale a quella idraulica. Così, anche se non aveva avuto modo
di emergere in grandi opere individuali che poi fondamentalmente non c'erano, perché era comunque un momento di grande crisi edilizia a Roma, una crisi che poi sarebbe anche accentuata in realtà, ma comunque era una crisi, ma solo nella prosecuzione dei cantieri della famiglia Fontana, Carlo e Francesco. Primo fra tutti quello della chiesa dei Santi 12 Apostoli, cui si riferisce questo bel disegno, e anche grazie a questa attività si era guadagnato la fama di celebre ingegnero e in simili materie singolarissimo, unendo alla vivacità del pennello le matematiche speculative. E con essa si era guadagnato l'attenzione degli agenti dello zar Pietro il Grande, al cui servizio lavorò a San Pietroburgo per 5 anni, dal marzo 1718 alla primavera del 1723. Tendo a pensare che tra la schiera di architetti citati come possibili maestri di fuga la mancanza di Michetti, perché praticamente è quasi l'unico che manca, sia dovuto proprio a questa datazione che sembrerebbe escludere, no? Una possibile discepolato, perché se lui è via dal marzo 18 alla primavera del 23, insomma, non si sa bene come avesse potuto entrare in contatto con Fuga. Ma un anticipo della presenza a Roma di Fuga alla fine del 17 e un'altra cosa molto importante, che è quello degli intervalli di Michetti, dei soggiorni periodici che faceva a Roma, anche lunghi, nei momenti in cui in Russia il gelo del terreno impediva la prosecuzione dei cantieri, e sono documentati, è già documentato un lungo periodo di soggiorno a Roma di Michetti durante il servizio per lo zar tra l'ottobre del 1720 e il fine gennaio 1721, ma evidentemente un altro legato ai lavori per i falconieri che possiamo dire, possiamo collocare tra il 1719 e il 20, se non più ampio come termine. Quindi questi lavori si collocano, quindi consentono di capire che questo arco di tempo poteva contenere anche questo discepolato di Fuga. Quindi se a questa riscoperta documentaria, aggiungiamo la notizia proveniente dall'ambasciatore del Portogallo Marchese de Fontis che Michetti tra il 1718 e il 1721 si era interessato al progetto della facciata di San Giovanni in Laterano, producendo un disegno e un modello, forse proprio il modello H che abbiamo visto prima, qualcuno lo attribuisce a lui, che aveva ispirato il progetto di Fuga. Quindi mi sembra che ci siano, oltre ad altri elementi che vediamo qui in avanti, ci siano sufficienti elementi per farmi proporre come maestro, il primo maestro, la chiave di volta della formazione di Michetti di Fuga proprio Nicola Michetti. Aveva tutte le caratteristiche per poterlo essere. Quindi tale discepolato avrebbe potuto, riassumendo, avere luogo nei mesi intercorsi tra l'arrivo di Fuga a Roma, che possiamo indicare abbiamo già indicato il 17 e il 18, e la partenza di Michetti per la Russia nel mese di marzo, ma probabilmente anche dopo, e proseguita nei mesi invernali almeno del 1719-20 e del 20-21. In forma di collaborazione continuativa, almeno per quanto riguarda la committenza del cardinale Alessandro Falconieri, che li vide impegnati insieme anche dopo. Riallacciando tutte queste commesse poi si esce fuori questo. Nel 1728 per la villa Falconieri a Frascati e tra il 1730 e il 1735 per il palazzetto in via Giulia Falconieri, nel contesto di un altrimenti difficilmente spiegabile buona accoglienza del romano Michetti presso la famiglia Corsini, perché in fondo Michetti è l'unico architetto romano a entrare un po' a essere ben voluto dai Corsini, perché è colui che costruisce la villa di famiglia ad Anzio, quindi subentrando addirittura all'architetto prediletto dei Corsini, di Neri Corsini, che era Alessandro Galilei. Quindi tutte queste cose credo che compongono un quadro abbastanza convincente. Poi se aggiungiamo un'altra cosa, cioè questa collaborazione potrebbe aver riguardato anche l'ambito teatrale, come potrebbe suggerire questa pochissima nota composizione figurativa nel frontispizio del Temistocle messo in opera nel 1728 nel Teatro del Seminario Romano sul testo dell'Arcade Giuseppe Morei, ideata, disegnata e incisa da Fuga. Quindi questo è un altro elemento di congiunzione tra Michetti e Fuga.
Anche grazie all'accredito di Michetti, Fuga si fece apprezzare per la prima volta come architetto autonomo da Nicola del Giudice, maggiordomo del Palazzo Apostolico, che dopo la sua elezione a cardinale nel 1725 lo coinvolse in lavori di sistemazione nel Palazzo Cellamare a Napoli, l'abbiamo visto citare, e nel ruolo di cardinale protettore del Regno delle Due Sicilie, del Giudice, secondo quanto dice Milizia, gli fece ottenere la prima grande commessa oggettiva, il già citato ponte sul fiume Milicia ad Altavilla presso Palermo, sul quale ora è necessario soffermarsi. Come ha provato Anna Giordano, Fuga arrivò a Palermo non nel 1728 come scrisse Milizia, ma il 4 aprile 1729, come scrisse lo stesso Fuga in una relazione datata 20 aprile 1731 in risposta a una perizia per lui disastrosa, degli architetti Lazzara e Mariani che lo accusavano di negligenza e imperizia per il crollo di un pilone del ponte e il danneggiamento della restante struttura avvenuto nel Natale del 1730 per problemi di fondazione. Dalla penna di Fuga, oltre a difese in verità non proprio convincenti sul proprio operato, veniamo a conoscenza di particolari significativi sulle circostanze del suo soggiorno in Sicilia, a cominciare dall'avvio del cantiere del ponte, avvenuto il 27 settembre 1729, interrotto però un mese dopo a causa di una sua imprecisata malattia che lo costrinse a soggiornare in città dove con la nomina d'architetto soprannumerario del Senato palermitano, assegnatogli il 21 ottobre 1729, ebbe occasione di fare altri lavori in attesa di riprendere il cantiere del ponte ai primi di maggio del 1730. Sempre secondo la sua relazione, già a metà di settembre Fuga avrebbe lasciato Palermo per prendere possesso della carica di architetto dei Sacri Palazzi, che il Papa gli avrebbe conferito, secondo lui, addirittura lo stesso giorno della sua elezione, cioè il 12 luglio 1730. Anche ammettendo che la nomina fosse avvenuta davvero nel mese di luglio e non a novembre, come finora creduto, è legittimo pensare che il precipitoso ritorno a Roma di Fuga fosse piuttosto dovuto all'ansia di accaparrarsi una posizione di privilegio nel vincente partito dei fiorentini. Anche la carica di architetto dei Sacri Palazzi, come sottolineava anche Milizia, non era unica, erano due gli architetti dei Sacri Palazzi e l'altro architetto dei Sacri Palazzi era l'anziano ma autorevolissimo Antonio Valeri, ultimo erede diretto del grande Bernini, con il quale infatti Fuga nei primi anni sottoscrisse insieme i primi conti sul Quirinale. A questo punto si colloca l'azzardo lo possiamo definire tale, di forzare la situazione con quest'ansia di accaparrarsi i lavori, di precipitarsi dalla Sicilia a Roma, l'azzardo di Fuga dando alle stampe, con l'ausilio del concittadino Gabuggiani, il progetto del ponte sul Milicia, in una veste aulica che abbiamo sottolineato dai chiari intenti autopromozionali, con il quale si dava l'idea che l'opera fosse effettivamente compiuta, laddove non solo era miseramente crollata, ma dopo lunghissime discussioni era stata completamente riprogettata in altra forma dall'ingegnere Emanuele Blasco. Questa è l'altra forma. Cosa che possiamo vedere dall'incisione in pandan, questa è un'incisione chiaramente in pandan, fatta da Blasco, resa recentemente nota da Maurizio Vesco, che Blasco a sua volta pubblicò nel 1738, esasperato, cito, perché di tale opera vi è stato chi ha avuto la presunzione di usurparsene l'onore facendo correre una carta intagliata da Baldassar Gabuggiani. È determinato Blasco a rivendicarne l'effettiva paternità, facilmente verificabile dal confronto con il Ponte Reale che ho messo qui sotto, oggi in disuso per l'interramento del corso d'acqua originario. La reputazione siciliana, la grande reputazione siciliana che aveva consentito a Fuga di assurgere ai vertici professionali del papato, possiamo ben dire che poggiasse su fondamenta, diciamo, cedevoli, almeno, su una grande omissione che, seppure svelata pubblicamente ben 8 anni dopo i fatti, rimase per lui un motivo di imbarazzo, come dimostrato dalla rimozione della commessa del ponte nell'altrimenti dettagliatissimo elogio, e dalla sua citazione come opera ultimata da altri che un insolitamente benevolo Milizia inserisce nella sua vita. Mentre nelle pagine private della corrispondenza di Vanvitelli l'evento siciliano alimentò già una ricca serie di epiteti che vanno rivolti al suo rivale Fuga, che vanno da uomo fraudolento e maligno,
a perfettissimo brigante, di ignorante, insomma, in mancanza di contraddittorio e conoscendo il carattere non proprio bonario ed esente da invidia di Vanvitelli, non ci sono elementi per giudicare comportamenti non rari ieri come oggi nella competizione professionale. Così come non mi rimane che immaginare come un curioso contrappasso che durante le prime fasi del cantiere del Palazzo della Consulta si fosse scoperta una solidissima antica platea romana, dando modo all'architetto di impostare in tutta sicurezza e immagino con un certo sollievo l'edificio così come lo vediamo e così come illustrato nell'immagine ufficiale stampata ancora dall'amico Gabbugiani, ma questa volta nei giusti tempi e soprattutto, come potete vedere, del tutto corrispondente al vero. Vi ringrazio.